Certo, l'ospite di oggi è l'ospite di oggi, se no era l'ospite di ieri e di oggi. Ma non è che un ospite così, già qualcuno, cavaliere, commendatore, quindi sì, una donna, cavaliere, ce la fai? Ce la fai? Lo volete sapere, no? No, me lo sapete. Una grande, grandissima. Ora appena andiamo in onda è sempre una lunga attesa, sempre. Altro giro, altra corsa, nuovo giro, nuova corsa per Sotto Acchi Talk. L'avevo detto prima, l'ho annunciato, è un ospite pazzesca. Io quando ho letto le sue cose, ho letto dei suoi successi, non lo so, ho sentito già il profumo di queste interviste, ho detto deve venire a Sotto Acchi Talk. Allora potrei dire tante cose, potrei dire cavaliere del lavoro, potrei dire commendatore, potrei dire, ma dico soltanto la campionessa. È con noi Giusy Malato. Ecco, abbiamo svelato finalmente. Benvenuta Giusy. Grazie, grazie per l'invito. No, beh, puoi dire anche benvenuta a me. Non è importante. Allora, te lo dico subito, così ti metto. Tu la vedi là fuori tutta quella gente assiepata là nel no, non c'è, non tagliare. Qua puoi dire tutto, devi essere te stessa, ti puoi sciogliere, quindi mi vuoi dare il benvenuto? Benvenuto. Beh, grazie, molto gentle. Ti vuoi sedere qua? No, e sai perché? più comoda qua. Sei la prima che me lo dice, sai? Perché questo, tu lo conosci il programma, l'hai visto? L'hai potuto... Sì, ho visto qualcosa. Hai visto qualcosa, quindi sai che la mia è una sedia comoda, anche se fa un po' di rumore. Questa è scomoda. Quella dell'ospite è un po' più scomoda. Tu seduta qui stai accettando di giocare con me, come hanno accettato in tanti. Giocare con me è una cosa simpatica, una cosa bella, perché io mi diverto. E tu avrai diritto ad una sola bugia, Giusy. Una sola. Durante tutta l'intervista mi potrai dire una sola bugia, non una di più, va bene? E poi ci sarà la scelta delle armi. Alla fine ci sfideremo a duello. Questi sono dei giochi, delle armi bianche chiaramente. Se vincerò io, sfidandoti, mi dirai qual è la bugia. Se vinci tu, la bugia morirà così, Okay. un suppilo come diciamo noi, va bene? Adesso io direi di cominciare per rompere il ghiaccio. Lo rompiamo questo ghiaccio? Rompiamolo perché sono ti vedo. curiosa. Oggi ci siamo intonati, la camicia azzurra. Non ci siamo sentiti però, No. per questo, non ci siamo sentiti. Anch'io mi sono fatto biondo perché pensavo di... Cominciamo con le domande, quelle rompighiaccio, così, insomma, per andare così leggeri. Mi devi dire la cosa di cui ti sei nella vita, la cosa di cui ti sei vergognata e perché, ma non mi puoi rispondere non mi sono vergognata di niente. Ok? Quindi attenzione, ci deve essere mi devi dire qualcosa di cui ti sei realmente vergognata. Sei orgogliosa di che cosa, ma non mi puoi dire di tutto. Ho bisogno di una cosa davvero di cui tu sei stata orgogliosa e vai ancora di orgoglio per questa cosa. E poi se potessi tornare indietro cosa rifaresti? Ma ovviamente non mi puoi dire rifarei di tutto perché io qua cose scontate non ne voglio, va bene? Allora partiamo con la prima. Te la senti? Sì, me la sento, ma sto pensando a cosa mi sono vergognata, ma di cosa ti sei vergognata? Non sono vergognata di nulla, ho sempre fatto tutto con consapevolezza. Niente, mai di niente ti sei vergognata, nemmeno diceva una sera siamo andati a mangiare fuori, ma quando mangiai con le mani, non mi cose interessa. no. Onestamente quello che pensa la gente non mi interessa, Non ti sei l'importante è che vergognata? facevo con coscienza. Nemmeno di un brutto voto a scuola? No. Bello, va bene. Quindi non c'è niente di cui ti sei vergognata da quando eri piccola ad oggi? Non ci penso, non mi viene in mente. Se mi verrà in mente me lo dirai. Assolutamente promesso. sì. Ok, sei a questo punto sei orgogliosa di che cosa e dimmi di cosa sei orgogliosa. Sono orgogliosa della mia famiglia, naturalmente, dei miei figli,
sono orgogliosa della persona che sono diventata attraverso lo sport, sono orgogliosa che quando cado mi rialzo sempre con determinazione. Certo, inizialmente mi sbuccio le ginocchia, verso qualche lacrima, ma poi mi riprendo immediatamente. Sono orgogliosa di tutto il mondo che mi circonda, perché lo faccio con amore, lo faccio con dedizione, quindi la famiglia, il lavoro, la pallanuoto è sempre motivo d'orgoglio per me. Diciamo che è anche un po' il mondo che ti sei scelta, quindi chi ha la fortuna di fare un lavoro e di sceglierselo, soprattutto si sceglie anche, lo possiamo dire, le persone con le quali collaborare, con le quali vivere, eccetera, eccetera. Allora, se potessi tornare indietro, Giusy, cos'è che rifaresti o che non rifaresti? Cosa rifaresti non mi dire tutto, chiaramente. Cosa rifarei? Vedi, dopo, ecco, dopo. Secondo me è più difficile cosa non rifarei. Cosa non rifaresti? Allora, non rifarei un comportamento che io in genere nei confronti delle cose che faccio nella mia vita, cioè quando io mi sento di appartenere a un posto, a una situazione, a un lavoro, a una squadra, mi concedo in maniera totale e viaggio a cuore aperto. Tante volte questo mi porta difficoltà, perché poi viene frainteso, essendo una persona ingombrante in tutti i sensi, anche nell'atteggiamento, a volte arreco fastidio e questo fastidio poi mi si ritorce contro. Quindi non darti alcuni atteggiamenti che io ho avuto nella mia vita nei confronti di totale disponibilità. Esattamente, non li rifarei. Sai come si dice a Catania, nelle nostre parti, in Sicilia? Diceva dare sempre, postare sempre mezzo culetto. Purtroppo alla mia età ancora questo non l'ho imparato, ma sarà parte del mio carattere probabilmente. È il difetto che hanno le persone vere, ecco, questo è perché non riescono. Comunque come rompighiaccio non c'è male, ecco, devo dire che come rompighiaccio non c'è male. Ovviamente tu ogni tanto, ho visto che non li hai guardati loro due, e non li guardare perché tanto, guarda, non li interrogare perché non parleranno mai. Qua non parlano, non sono riuscito in tutte queste puntate a fargli aprire bocca durante le interviste, completamente. In silenzio. Però poi quando vanno fuori ad ascoltare la gente, poi non lo so, si trasformano, guarda lì anche tu. Ciao Edoardo, ciao amici di Sotto Acchi Talk. Oggi andremo a parlare con il popolo di dieta. Ciao Barbara, di che si parla oggi? Di dieta, Giovanni, quella che dovresti fare tu. Barbara, ma la mia pizzetta era la mia merendina, Barbara, la mia merendina, Barbara. Buonasera, oggi a Sotto Acchi Talk parliamo di dieta. Volevamo chiederle che rapporto ha lei con il cibo e con la bilancia? Salve. Bruttissimo, terribile. Ci convivo con la dieta da quando sono nata. Faccio caso sempre alle calorie. Ah, ottimo, quindi guarda la tabella nutrizionale. Sono al trainer, perdonami. Si vede, quindi... no, ma si vede. Oddio, no, io le non faccio mi sento informissima, però dai, ci proviamo. Io sono sempre a dieta, però il fine settimana mi concedo, se no siamo dei robot. No, non mangio pizza. Cosa si concede come sgarro settimanale? Un vino? Un prosecco? Ah, quindi lei diciamo che lo sgarro lo fa con il bicchierino? Sì, uno comunque, non più di tanto. Comunque complimenti perché i suoi, diciamo, sacrifici si vedono. Devo essere d'esempio, no? Per i miei ragazzi sì, che alleno. giusto. Quando vuoi io lavoro qua. Perché non Hai visto? Non sono in forma. Quando vuoi. Giovanni, approfittane. Oggi a Sotto Acchi Talk si parla di dieta. No, io non la faccio la dieta. No, allora dici una cosa però, che rapporto hai tu con la dieta, con il cibo, con la bilancia? Mangio di tutto, non mi sono mai fatto problemi su cosa mangiare o no. Ma se tu, per esempio, dovessi scegliere tra dolce e salato? Il salato tutta la vita. Che rapporto c'hai con l'alimentazione? Io mangio. Mangi di tutto. Mangio. Quindi sei una delle fortunate che mangia.
Al contrario del sottoscritto, che io già adesso che sto parlando e respirando, già hai picchiato almeno 1,5 kg. Questo è sicuro. Quindi tu mangi di tutto. Sì. Fai attività fisica. No. Quindi niente, sei proprio fortunata così di tuo, di natura. Che ti devo dire? Continua a mangiare, mangia anche per me, visto che io non me lo posso permettere. Un saluto agli amici di Sottacchi Talk. Ciao. Ciao, sotto a Key Talk. Ok, ciao ragazzi. Grazie mille. Hai visto che sono bravi? Hai visto, Bravissimi, l'avevo davvero. detto. Guarda, poi sono lei è più spigliata. Lei è più. Lui ancora arranca un È po'. giovane. No, che è giovane, e secondo me la presenza di lei che, capito? Perché la donna è sempre più dominante sotto certi aspetti. Comunque noi facciamoci gli affari nostri, che siamo qua per questo. Allora andiamo alle domande specifiche per la signora Malato. Io ne ho 3 qua, più il domandone. Dici, ma che è sul domandone? Il domandone. Tu puoi decidere se io te lo debba fare questo domandone oppure no. E questo mi consola, E diciamo. questo ti consola. Intanto però io ho 3 domande, il domandone lo mettiamo qua. Io ho 3 domande da farti. Tu adesso potresti scegliere l'ordine di queste domande. Io le avevo pensate con un ordine, ma speriamo che... però ti avviso subito, potrei anche cambiarlo l'ordine. Fai tu. No, faccio io? Non vuoi che io... Mi fido. Non vuoi scegliere? Ti fidi di me? Non cambia nulla. È il gioco che lo sbaglio, quando uno entra qua e si fida di me, perché qua sono io il... Va bene, mi piace come prima domanda questa. Mi piace. C'è una chicca nella tua carriera. Finalmente c'è una chicca. La chicca qual è? Che tu sei la prima donna che si è seduta in una panchina di pallanuoto maschile, di una squadra maschile. Sì. Quindi chiaramente è una cosa che un po', insomma, fra tutto lo stuolo di grandi allenatori, è come se oggi a sedere in una panchina di calcio ci fosse una donna. Pensi, pazzesco. Tu immagini che cosa diventasse, che ti posso dire, Conte, un diavolo, no? Quindi io immagino quando è arrivata questa notizia che Giusy Malato doveva allenare una squadra maschile di pallanuoto, cosa si è scatenato? Allora, quindi la prima donna a sedere su una squadra maschile. Cosa risponderesti tu a quell'allenatore maschio che ha storto il muso? A. Abituati. B. Lei c'è d'andaiaggia. Non canta per amore ma canta per raggio, quindi l'uccellino in gabbia non canta perché, traduco per quelli del nord chiaramente. Oppure hai l'alternativa del detto che è l'acqua ci rissa a pescia, dammi tempo che ti percio, e questa fa parte della B. C. Levici mano. C'è anche la D, che è la tua risposta. Se la tua risposta non è fra queste 3, rispondimi tu. Abituati. Abituati? Che perché abituati? Proprio ti metto una... È perché io non ci vedo niente di strano che una donna possa allenare dei maschi. E quindi la società deve abituarsi a questo tipo di direzione, diciamo, tra Perfetto. virgolette. No, per questo va bene, no? Ma io anche ammetterei un carico e direi, a parte che non c'è niente di male, Esatto. Cioè io trovo anche normale che ci siano delle allenatrici più capaci degli allenatori. Cioè, ma perché un uomo può pensare ad uno schema di calcio e una donna, secondo gli altri, no? Cioè, perché la donna non può pensare ad uno schema, non può allenare. Deve cambiare un attimino la visione della società. No, si deve cambiare angolazione, Esatto. canciamo l'obiettivo. Le competenze sono uguali, maschili o femminili sono sempre uguali, Perfetto. quindi. Hai fatto bene con quella squadra poi, o sbaglio? No, abbiamo perso a Palermo di 1, però va bene. Oh. Io gliel'ho fatta come una donna, vuoi vedere che lei mi risponde? Sì, certo! No, io sono sincera. Ecco, no, là ti voglio. Hai detto bugie fino adesso? No. Non te lo dico. No. Ah, beh, poi ce la giochiamo dopo. Però questa era una domanda per capire se tu eri pronta con la bugia. Andiamo alla seconda domanda, vediamo se ti faccio questa. No, questa no. Questa te la faccio per ultima.
perfetto, questa è bellina. Allora, io leggo dai tuoi post, perché sono andato, diciamo, a sfruculiare un po' la tua vita privata, ho chiesto anche qualche informazione, però devo dire che fra le informazioni che ho chiesto e quello che ho trovato sulle tue pagine, devo dire che Giusy è veramente una persona, sì, che come la vedi la scrivi, come si dice, no? Sei così. Sì, sei così. Allora, tu hai fatto un post bellissimo sulla tua fisicità. Sì. Tua fisicità, come la fisicità, insomma, di tanta gente, e hai scritto una cosa meravigliosa, che non sapresti immaginare la tua vita senza i chili di troppo. Sì. Allora ti dico, se ti dovesse capitare, anche per tuo volere, di ritornare al tuo peso forma, insomma, cosa penseresti guardandoti? A. Correresti a fare un nuovo outfit taglia 44, anche se le taglie 44 tu hai detto che non si trovano spesso, cioè si trova solo alla 44, ce l'hai con quelli che mettono fino alla 44, no? Con quei negozianti. B. Faresti un post salutando i tuoi chili, quindi posteresti una cosa, arrivederci oppure ciao, oppure fanculo alla linea, voglio o rivoglio la Giusy che mi piace. Allora, io sono nata a 5,5 kg. Quindi buongiorno, si vede dal mattino, cioè ce lo dovevamo immaginare tutto questo, no? E non mi stai dicendo, vabbè. Esattamente, quindi cioè, il mio peso forma è sempre un peso di una persona giunonica, non sono mai stata magra, filiforme, sono stata sempre abbastanza pienotta. Fanculo. Non avevo dubbi, sai, perché l'ho messa apposta. Io non metto mai le paroline, però in questo caso l'ho voluta mettere. Sì, quella mi pare sia più azzeccata di tutte. Sì, questa per Giusy è la più azzeccata. Beh, ma andiamo all'ultima domanda. Ecco. All'ultima domanda, che è un po' quella che chiaramente incuriosisce di più, perché quando a me chiedono tu perché fai questo lavoro, insomma, certe volte io, non lo so, oppure sì, lo so, è per questo. E allora io, facendomi due conti, dico che sappiamo che tu, papà, hai fatto pallanuoto, tutta la medaglia d'oro, caspita, una potenza, una forza incredibile. Io ti ho visto anche giocare, eri l'allenatore di mio nipote, quindi ti ho visto anche allenare mio nipote, io lo dico, mio nipote era anche lui nascivo 7 kg, me le pute, no? 7 kg, ma adesso grazie a questa campionessa, grazie a questa donna, mio nipote ha un fisico da fare invidia. Allora, sappiamo che per stare in acqua ci vuole una certa resistenza, quindi anche per giocare a pallanuoto ce ne vuole ancora di più, ci vuole una certa forza. Quindi tu, quando hai capito che potevi giocare a pallanuoto, questo rido perché è bella, capito? Mi piace che vi scrivo le domande, se fanno ridere me dico, ma magari piaceranno, non lo so. Mia moglie mi dice il contrario. Quando mia moglie non ride io dico belle sono, perché mia moglie non ride mai. Allora, quando hai capito che potevi giocare a pallanuoto? A. Quando hai provato a giocare a calcio, ma hai pensato che era meglio vederlo in TV. B. Quando da piccola ti sei resa conto che stando in acqua, a mare o in vasca da bagno non ti si arrappavano le mani, come si fa? Esci dall'acqua, vediamo come le mani, esci dall'acqua. E allora capivi, avevi sempre, perfetto, posso stare in acqua, sono fatta per stare in acqua. C. Quando durante l'estate al mare uno ti ha detto, mentre eri in acqua, palla, tu hai confuso la palla con una boa e hai tirato, arriva un sub direttamente, cioè hai tirato il sub con tutta la boa, quindi hai capito che avevi forza, hai detto posso, devo scegliere palle 3. Vedi che è veramente sciocca questa, però mi ha fatto ridere. Allora, la B, quando la mamma mi diceva fammi vedere le mani e io ce l'avevo così come ce l'ho adesso. Perfetto, quindi tu sei nata in acqua. Senza dubbio per stare in acqua. Che bello, che bello. Allora, noi abbiamo finito con le domande. Devo dire, se l'è cavata abbastanza bene anche in queste, insomma, le risposte multiple non sempre aiutano, però diciamo che sono. Allora, c'è il domandone. Tu lo puoi. Posso leggerlo? Allora, hai facoltà di leggerlo e di dirmi se lo vuoi fatto o meno. Io posso anche non fartelo. Vado? Vai. Andiamo.
Preferisco di no. Preferisce di no. Allora, Giusy preferisce di no e io il domandone non glielo faccio e resterà un vostro dubbio. Quindi facciamo una cosa, Giusy. Sì. Adesso noi ci vediamo un'altra loro esterna, un Vox Populi, e poi rientriamo. Ti va un caffè? Ti offro un caffè? Grazie. Rientriamo, ci prendiamo un bel caffettino e chiacchieriamo altri 2 minuti e poi andiamo alla scelta delle altre. Vediamoci il Vox Populi. Rapporto con il cibo, lei è una che fa la dieta oppure che mangia la qualsiasi cosa? Ma diciamo che tendo a controllarmi, più che altro faccio molta attività fisica. Mi piace tenermi in forma, però non è che sto proprio a misurare, a vedere nel dettaglio le cose. Ma Dici, allora alla fine... sicuramente non mi faccio mai mancare il dolce la mattina, cioè i cereali, che cioè io faccio la stessa colazione da 27 anni, sempre con i cereali. Io tutto, ma non i cereali a colazione. Però quello che sono i dolci non devono, ecco, la briochina anche quella là, però quella là golosa, ecco, e tra le mie preferite possiamo fare, non si può, esatto. non lo possiamo dire. Non allora, lo possiamo quella briochina, la briochina tipica quella catanese, che è quella che viene messa nel frappè con la Nutella, che poi è buonissima. Non si deve togliere dalle tavole, la penso esatto. dieta, che rapporto hai tu con il cibo? Bene, ho appena iniziato una dieta. E questa dieta che stai facendo, tu al supermercato ti metti lì a guardare la tabella dei valori nutrizionali oppure... Cioè, ogni tanto me ne frego e prendo quel barattolo di Nutella. La spesa la fa mia madre, quindi... Ogni tanto non ti viene di chiedergli, mamma sì, lo so che sono a dieta, che devi prendere le gallette, il riso, il petto di pollo, però vabbè, un barattolo piccolo di Nutella magari... Succede. Mi pare di capire che tu quindi hai uno stile di vita abbastanza sano. Ci provo, do il massimo per avere Ci provi. Ancora fumo sigarette, quindi di conseguenza non è sano al 100%, però sicuramente la strada è quella dell'attività fisica, perché soprattutto ora che ho 26 anni voglio puntare nell'avere il fisico più soddisfacente possibile, così da supportare il futuro, no? E quindi come ti comporti con l'alimentazione? E quindi punto a muovermi il più possibile, fare colazione ultimamente con la frutta, perché devo dire che già con 2 pere al mattino mi trovo benissimo, quindi se ci manteniamo attivi possiamo sgarrare non troppo, perché il nostro stomaco non è fatto per patatine fritte e tutte quelle schifezze che mangiamo di continuo. Quindi capito Edoardo, basta, smettila di mangiare patatine fritte e tutte quelle schifezze. Saluto. A chi talk? A chi? Sotto a chi talk. Sotto a chi talk. Un saluto al pubblico a casa e a sotto a chi talk. Un saluto saluto a al Edoardo. pubblico a E a casa, Edoardo. a Edoardo e a sotto a chi talk. Ok. Ciao Edu. Grazie a voi. Guarda, io ti ho fatto arrivare da Alecci il ben di Dio. Oggi guarda come ti ho trattata con il dolce, col salato. Se vuoi ti posso fare, vuoi sapere cosa sono? Oppure, certo. Allora, questo è un saltimbocca, quello è un patè, quella è una graffa che te la conosciamo tutti, quello è un cornetto piccolo alla Nutella e quella è una raviolina alla ricotta. Signora Malato, a lei l'onore. Vado? Vadi. Si dice chi non accetta non merita. Si dice che non accetta non merita e poi questa deve essere una bella... Vado. Vai. Oh, ci avrei scommesso che si picchiava. Io ci avrei scommesso. Vabbè, allora io mi prendo questo. Vai, Vado? tranquilla. In questo... Ragazzi, voi potete prendere il caffè se volete. Venite anche voi. Sai cos'è? Buono. Beh, lo so, Alecci non si smentisce mai. Ottimo. Sai, Giusy, leggevo che tu la medaglia d'oro, se non sbaglio, tu l'hai vinta nel 2004. Però poi una cosa che mi ha incuriosito è che nel 2005 ti ritiri, se non sbaglio. Sì. Quindi tu praticamente avevi puntato la medaglia d'oro, dici appena vinci la medaglia d'oro mi ritiro, e ti ritirasti. Non mi sono ritirata. Ma che emozione è? Troppo grande, troppo bella, una sensazione di completamento di una carriera. Non te ne accorgi subito, perché vinci, vabbè, festeggi, ti accorgi dopo, quando torni a casa, quando l'impatto mediatico non è quello che tu sei abituato ad avere, cioè zero, quindi diventi importante, tra virgolette,
ti riconoscono per strada, ti chiedono gli autografi, là hai veramente la sensazione di aver fatto qualcosa di importante. La per solita lo sport. battuta, no? Sotto la pinna, pigli in sacchi soldi. Esatto, questa sempre. Questo è sempre, poi a Catania, scusa, non fai una domanda del genere. Figurati non che sei io catanese. l'ho portata allo stadio la medaglia e l'ho data in curva. Perché io sono una curva, ero una curva grande chiamata. tifosa del Catania, Grande tifosa del giù, Catania. sì, grande tifosa del Catania. L'ho portata e mio marito diceva: ma sei una pazza, come. Io ero certa che la medaglia sarebbe tornata nelle mie mani e così è stato. Sono stati bravissimi, hanno fatto lo striscione, sono stati bravissimi. Va bene, ma noi siciliani abbiamo un cuore poi per lo sport, Sì. guarda, cioè, tu a chi l'hai mangia, tu mangio se ma parlo, mangia non mentre parli, ma mangia, ma qui non siamo, non c'è la formalità, dov'è la formalità? Vedi qualcosa di. Dov'è la. Voi non mangiate, vero? Siete a dieta. L'hai trasmessa a qualcuno questa passione per il calcio? Allora, mio figlio è calciatore e gioca con il Catania. Mio marito, vabbè, è malato perché. Tuo marito è malato per due motivi: uno perché ha sposato una malato e uno perché ha questa grande sì, passione. a lui piace molto il calcio. Il piccolo invece fa pallanuoto, ma i miei figli hanno deciso in autonomia lo sport da intraprendere perché, ripeto, sono una persona ingombrante e quindi non volevo che influire sulle loro scelte. Le loro scelte forse consapevoli, hanno scelto in autonomia lo sport da praticare. Cioè, è molta autonomia, la mamma pallanuotista, il papà malato a Catania, devo dire, uno fa yoga a calcio e una fa pallanuoto, sono molto in autonomia, devo dire, ragazzi, ragazzi siete proprio, no, però diciamo che non gli avete detto, No. devi fare per forza questo, non li avete detto. Chiaramente sanno nuotare tutte e due perché condizione Vabbè, senza la quale. Io lo sai come lo chiamo? Io lo chiamo è come il battesimo, no? Tu indirizzi tuo figlio a qualcosa, ad una Certo. fede, gli dai proprio il primo input, poi cresce e sceglierà lui. Certo, non puoi costringere tuo figlio a stare a mordere all'acqua. Se poi dice mamma mi si arrappano le mani, capito? Deve uscire per forza. L'ultima cosa al volo. Tu sei cavaliere? Sì. E commendatore. Sì. Quindi ragazzi non sempre capitano queste cose, a noi catanesi dovrebbero capitare molto più spesso. Non servono a niente però. Non servono a niente, Nel serve una citofono. fare da accattare un vestito nuovo. Nel citofono. Ah? Nel citofono. Cav. Perché ci mettesti nel citofono? No, no. Allora scusa, allora mettiglielo, sai perché? Perché ci sono quelli che al titolo ci tengono. Sì. Io ho notato questa cosa e una volta sono andato a trovare una. Tu puoi mangiare nel Io frattempo mangio. che io sono andato a trovare una signora a casa. Ed era in un paese dove tengono molto ai titoli, no? Se uno è ingegnere, se uno è dottore. E io andavo, questa è la targhetta, era scritto INS. INS, io non capivo che è sto INS. Ho detto scusi signora, ma dagli una curiosità perché non so se era un titolo nuovo, non lo capivo. INS cos'è? E io sono un insegnante di scuola elementare, ora chapeau, onore al merito, ma scusa non c'è bisogno. Comunque andiamo avanti. Senti Giussi, finisciti la tua caffetta, tu salutavo tutta, Mi fatto un baciare. Mamma mia, dopo abbiamo un cambio per Giussi e poi scegliamo Il gioco. le armi. Va bene, anzi sceglimi ora, come ti vuoi sfidare con me? Con l'arco. Con l'arco. L'arco e le frecce. Quindi toccherà a Giovanni fare da, come si dice, da centro, ok? Va bene. A Giovanni. A lui, lo mettiamo là e noi miriamo esattamente la sua fronte. Ci vediamo tra poco. Allora, questo gioco ovviamente stiamo giocando a Guglielmo Tell, questo lo dobbiamo dire. E lui è parato perché nelle puntate precedenti c'aveva una freccia all'occhio, cose, ora si è attrezzato, si è messo gli occhialini, insomma, e si copre come vedi. Io dico sempre, lui giocava a calcio, no? Faceva la barriera, quindi è Allora, tiri prima tu? Puoi tirare prima? Prima. Vai. Tiro prima io. Ma tanto io ho un desiderio di prenderlo negli occhiali, guarda che tu non ne hai la più pallida idea. Cioè io anelo questo momento. Allora vado, Mamma mia, come ti sfiorai l'orecchino, saccio solo io come ti sfiorai l'orecchino. Come ti ho sfiorato quell'orecchino. Come si vede che non sono un frecciaro, come si dice? Un arciere. Un arciere. Ci siamo? Secondo te lo prendo? No.
Ma io guarda, non faccio neanche il terzo tiro. Adesso rimontiamo. Barbara, mi aiuti per favore a rimontare Giovanni, tu concentrati, perché già io non faccio nemmeno il terzo tiro. Eccomi qua. Scusa, ecco, perfetto. Rimontiamo Giovanni. Nel frattempo tu quante volte hai giocato a tiro con l'arco? Nella tua vita? È la prima volta? Allora ho un primato io, con la campionessa ho un primato, cioè quello di fare... Andiamo, ci siamo, non ti disturbo, non ti disturbo. Bellissimo, me lo porterò nel cuore questo tiro. Cioè comunque, è tipo, sapete chi non tira la fionda di Donna Re? Allora. Vai, tira, non aver paura, vai, perfetto. Ci siamo quasi, siamo quasi. Scusa. No, che scusa, Chino, per questo è semplicemente pagato per prendersi le frecciate, capito? E poi frecciatine noi ne prendiamo spesso. Noi che facciamo TV, frecciatine, sai quante ne prendiamo? Tante, ma tante. Va bene, ma... Ce la facciamo da sta puntata? No, secondo me ce la facciamo, dai. Ok, da qui lo devi fare. Sono emozionata. Tira forte, non ti emozionare. Signori, a questo punto la chiudiamo in parità. E allora io campionessa, la campionessa si distingue sempre. Allora noi ringraziamo Giusy Malato per aver scherzato e giocato con noi, le diamo appuntamento ad una prossima volta. Quando vuoi venire a raccontarti, fallo. Noi ci vediamo alla prossima di Sotto a Chi Talk. Non genera bugia? No. Sicura? Ma perché hai vinto? Non ho vinto, abbiamo pareggiato. Vabbè, abbiamo pareggiato. Ma tu hai mai pareggiato nella tua vita? Sì. Quante volte? Boh, non me lo ricordo quante volte. Si poteva pareggiare all'epoca. Ma come? Ma è pareggio? Che cos'è il pareggio? Un punto. Sì, lo so che è un punto. Voglio dire, ma che cos'è? Diciamo pareggio. Rosichi. Cioè... Rosichi, se vinci, stavi vincendo. Porca miseria. Il pareggio secondo me è una di quelle cose, tanto più non dormire la notte. Giusto? Dipende, perché se stai perdendo il pareggio alla fine, comunque un punto. Ce l'hai sulla coscienza un pareggio? No, coscienza nel senso non pareggio ottenuto. Un pareggio ottenuto magari è bello, stai perdendo, un pareggio. Cioè, avete mai pareggiato per colpa tua o perso per colpa tua? Allora, le partite importanti, nel pareggio non c'era. Nelle partite esisteva prima il golden goal e poi i primi tempi supplementari e poi il golden goal. Nelle partite che contavano, cioè a vittoria, primo, secondo e terzo posto. Nelle partite di campionato sì, c'erano i pareggi. Per colpa mia può darsi non è che... Ma tanto tu tanto vincevamo sempre. Ma fottiti, andiamo.